quota 40 per il trasferimento in Albania. Cos'è successo? Sono arrivati gli 8 immigrati. Dici, cosa ne facciamo di 8 immigrati? Li portiamo in Albania? No! Aspettiamo di averne un po' di più, non facciamo figuracce, ma intanto si fa sempre più a ostacoli, scrive Avvenire, il percorso del protocollo Italia-Albania e la volontà del governo di delocalizzare le procedure d'asilo dei migranti che attraversano il Mediterraneo per raggiungere l'Italia e l'Europa, mentre la nave Libra della Marina Militare ha già preso a bordo i primi 6-8 migranti da trasferire in Albania, dai giudici arrivano altri 2 stop. Nel mirino dei tribunali di Catania e Roma il tema paesi sicuri e naturalmente ancora una volta tutto dipende, tu dici da chi? Dai giudici comunisti? No, dall'Europa, perché stiamo aspettando che l'Europa ci risponda. Bussiamo, è forse l'Europa ci può aprire, scusi, ci può dire qualcosa, visto che le sue leggi sono più importanti delle nostre? Europa ci potrebbe rispondere? Non ci risponde. A questo punto noi facciamo altre leggi, no? E però l'Europa non risponde e i nostri giudici dicono che ha ragione l'Europa. Ci siamo portati un po' troppo avanti, ancora una volta siamo troppo avanti, diciamocelo. L'Europa però non si muove. Fatto sta che oggi vediamo su gran parte dei quotidiani come la titolazione. Passiamo sul Corriere, naturalmente il titolo principale: Harris, Trump, l'America decide, comizi finali negli stati chiave, Kamala in Pennsylvania, Donald nel Michigan, in 77 milioni hanno già votato, ma non ce ne può fregare di meno della povera gente, l'importante sono gli elettori, quelli fighi, chiusa la campagna elettorale, battaglia all'ultima scheda, incertezza nei sondaggi. L'editoriale di Massimo Gaggi, un paese in affanno. Ma qual è il paese in affanno? Gli Stati Uniti. Ah, già, giusto. L'Egitto è insicuro. Lo stop del giudice, scontro sui rimpatri. Eccola lì la situazione. L'Egitto è insicuro. Lo supponevamo, molte volte siamo andati in vacanza in Egitto, ci siamo accorti, certo, che non ti fanno circolare liberamente nei paesini e arriva il pullman a prenderti e ti porta a vedere le attrazioni e tutti in pullman e tutti, molto spesso c'è anche l'esercito che ti fa la guardia, eccetera. L'Egitto è insicuro. Poi se sei gay, o meglio, un po' più di gay, se lo mostri di essere gay, perché essere gay non è mica una colpevolezza, forse mostrarlo, fare la checca a tutti i costi, sentilo il Sammy Varin questa mattina, hai fatto colazione pesante, dà fastidio a certi regimi, vero? E quindi vieni a fare la checca, scusate la volgarità mattutina, qui in Italia da noi, dove puoi tranquillamente inventarti un gay pride al giorno che siamo tutti contenti. Con tutto il rispetto, stiamo forse esagerando? No! L'Egitto è insicuro, lo stop dei giudici, scontro sui rimpatri, questo è il Corriere, mentre la Libra, la nave Libra naviga verso l'Albania, aggiungo io a caccia di migranti, ma ne ha trovati ancora pochi, aspettiamo di averne di più, se no non conviene fare avanti in dre, il Tribunale di Catania non convalida il trattenimento di un migrante perché l'Egitto non è un paese sicuro, tra magistratura e governo e sempre più scontro. Ma l'altro titolo principale di quest'oggi: ferito un capotreno. Oggi 8 ore di sciopero. 2 fermati, l'ira di Salvini. A Genova, stazione di Rivarolo, è stato accoltellato un capotreno che controllava i biglietti. Fermati un 21enne egiziano e una 16enne. Sotto shock il mondo delle ferrovie. Proclamate 8 ore di sciopero. Ecco, personalmente non sono d'accordissimo su questo sciopero, però ho visto che sono tutti d'accordo, persino Matteo Salvini è d'accordo, e quindi sinceramente mi veniva voglia di fare sciopero anch'io. Sto scherzando naturalmente, però stiamo esagerando
Il problema è che non è la prima volta, cioè se adesso ci mettiamo in sciopero ogni volta che c'è una violenza su un treno, ogni volta che c'è un accoltellamento, ma vi ricordate in passato sono successe anche cose gravissime, il ragazzino col macetino che taglia il braccino, non scherziamo, robe pazzesche, da fare sciopero ogni giorno, si fa proprio a meno di partire da casa per andare al lavoro, perché ogni giorno ci deve essere sciopero sui treni. Hai fatto la spia, lo accoltella a 12 anni. La terza notizia più importante di quest'oggi, quindi sicuramente l'America, ma poi questa del capotreno ferito e poi, e poi chi fa la spia non è figlio di Maria e si becca la coltellata. Lo accoltella a 12 anni. Hai fatto la spia, ha gridato la dodicenne di un istituto romano a un compagno di classe, poi lo ha colpito con un coltello alle mani e a un braccio. Quindi lei stessa ha chiamato i carabinieri. C'aveva pure il telefonino a 12 anni. E già lì uno capisce qualcosa, dice non è che stiamo un pochettino esagerando? Forse torneremo certamente sull'argomento. Voi intanto che mi state seguendo sono le 7:50, potete già spedirmi, inviarmi i vostri commenti tramite WhatsApp al 340 6709 659, ripeto 6709 659, perché subito dopo la pausa delle ore 8 cominceremo a leggere i vostri messaggi. Il Fatto Quotidiano, anche qui migranti, la norma antigiudici nasce morta, prevale l'Europa. Come vi dicevo, l'Europa però deve decidersi a dare una risposta. Siccome noi abbiamo fatto tutto questo ambaradan per anticipare ciò che l'Europa stava preparando sul tema migranti, immigrazione, confini, eccetera, l'Europa si deve dare una mossa, altrimenti allora sì, stiamo sprecando i soldi. Di chi è la colpa? Dell'Europa, a mio parere, ma voglio sentire il vostro. 340 6709 659. Dopo Bologna anche Roma rinvia la legge alla Corte europea, che dorme, mentre Catania la ignora. Derby Salvini-Tajani per attaccare le toghe. Molti cittadini all'assemblea straordinaria dell'ANM. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano, che poi parla anche di nucleare. Il governo vuole regalarci il sommergibile nucleare. Ideona, commissionato studio per i mini reattori a bordo. Potenze atomiche, 2 milioni a Fincantieri per lo sviluppo nelle costruzioni subacquee. Li hanno già usati USA, Russia, UK, Francia, Cina, India. Si parla sempre più seriamente dell'esigenza di avere energia nucleare. Ci scherziamo, ma forse sarà il caso che ci diamo una mossa anche su questo fronte. Andiamo sul Giornale, USA al voto, ecco cosa cambia per l'Italia. Beh, ce lo stiamo chiedendo un po' tutti, e attenzione, domani mercoledì a partire dalle 11 ci sarà uno speciale americano con il nostro direttore Sallusti, il nostro condirettore Cainarca, l'Antonino Danna, tutti i colleghi, per cercare di capire cosa succede, cosa succederà, che vinca Trump o che vinca Kamala. USA al voto, ecco cosa cambia per l'Italia, titola il giornale. L'appello finale dei candidati, l'incognita di Musk e X sulle urne. Kamala o Donald? Inutile stare appresso alle dichiarazioni di circostanza se si vuole scoprire davvero tra i nostri politici chi tifa per chi tra i duellanti per la Casa Bianca. Bisogna semmai scrutare più gli umori e soprattutto le ambizioni. Beh, quest'oggi si può scrutare a più non posso sui quotidiani se l'argomento vi interessa. Certamente in centropagina l'aggressione di nordafricani a Genova, stranieri accoltellano ferroviere, i sindacati fanno sciopero. Anche il Tribunale di Catania contro il governo ha annullato un trasferimento, l'Egitto non è sicuro. E qui naturalmente vogliamo anche da voi una meditazione. Ma è vero che l'Egitto non è sicuro?
Non è una scusa un po' esagerata, perché a questo punto davvero ogni paese del mondo può non essere sicuro se stiamo a vedere le esigenze personali di ogni persona che vuole venire in Italia. E ci sono tante motivazioni per cui il tuo paese può non essere sicuro, può non piacerti. 340 6709 659 da commentare certamente. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale. Il caso dossieraggio, già abbiamo finito di parlarne, ma è sempre lì. Ronzulli IPM, io nel tritacarne. La senatrice di Forza Italia Alicia Ronzulli racconta la sua testimonianza in procura. Io nel tritacarne, chi mi accosta agli spioni ne risponderà. Andiamo avanti con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, un giro anche sul Resto del Carlino, anche qua in centropagina espulsioni, nuovo altolà dei giudici, l'Egitto non è un paese sicuro. Il Tribunale di Catania annulla il trasferimento di un migrante, uno, tu dici ma cosa vuoi che sia per un migrante? No, perché questa poi fa giurisdizione, sì, è da Roma che parte un'altra richiesta alla Corte europea. Salvini attacca toghe comuniste, pratica a tutela dei magistrati di Bologna, Meloni vede il vicepresidente del CSM, stupore del Colle. Il Colle è rimasto stupito perché non gli ha chiesto il permesso. Siamo sempre sul quotidiano Resto del Carlino che mette in prima pagina la cronaca locale. Musulmana di 15 anni, bullizzata e picchiata perché non porta il velo. Siamo chiaramente in Iran. No, siamo a Modena. Denunciate 3 coetanee marocchine. Ok? Non mi pare tanto ok. A proposito delle elezioni regionali, 17 e 18 di novembre, vi ricordo che si vota in Emilia-Romagna e in Umbria, fari puntati su Bologna, gli squilibri e l'effetto alluvione. E quel discorsetto che vi facevo proprio ieri dicendo ma abbiamo visto in Spagna arrabbiarsi moltissimo con i governanti per quello che è successo, perché l'allarme è stato dato in ritardo, perché. Abbiamo visto i nostri cittadini dell'Emilia Romagna belli tranquilli alla terza volta che si rifacevano la cucina. Ora io non è che voglio aizzare la gente a ribellarsi contro Bonaccini o contro chi effettivamente doveva fare i lavori intorno ai fiumi e ha piantato lì tutto quanto, ma ti viene il dubbio, chissà mai che questi cittadini, voi che mi state ascoltando dall'Emilia Romagna, stiano preparando una sorpresona per il Partito Democratico che governa da sempre ininterrottamente l'Emilia Romagna, quindi quelle terre cadute sotto l'alluvione, chissà mai che si stia preparando una sorpresona per il 17-18 novembre, scegliendo di non votare il Partito Democratico. Questa è la meditazione che voglio proporre anche a voi ascoltatori di Radio Libertà, e quindi potete benissimo inviarmi le vostre risposte al 340 67 09 659. Intanto gli Stati Uniti al voto per scegliere il 47esimo presidente, Trump e Harris testa a testa, i risultati solo a notte fonda. E poi ancora, dalle città, Bologna affitti da incubo, il comune indaga sulla microcasa e l'annuncio sparisce dai siti. Lo sapete, Matteo Salvini ha fatto un casino su questa cosa, una casa piccolissima affittata al prezzo di una casa grande. Stiamo giocando? Stiamo scherzando? No, ma l'annuncio intanto è sparito da tutti i siti. Un'ultima titolazione la diamo dal quotidiano Il Tempo. Che giudici d'Egitto! Le toghe di Catania contro il decreto Paesi Sicuri, niente rimpatri per 5 clandestini liberati.
E poi capotreno accoltellato da 2 nordafricani, Salvini, Italia insicura per i giudici rossi. L'editoriale di Tommaso Cerno, radiografia di un paese chiamato sicuro, e tra pochissimo ve ne leggo un pezzetto subito dopo la pausa musicale, perché abbiamo ogni mezz'ora un artista indipendente che suona e canta per voi. Alle 8 ogni mattina arriva un pianista. Qualcuno dice questo è pazzo, no? Sicuramente ha una bella fantasia. Allora, questa è la versione di John con la J, John Battiste, di Per Elisa, Fur Elise.
Ma chi è sto Jon Batiste? Pluripremiato artista statunitense, Grammy Award, Oscar a go-go. È il suo ottavo album e questo pezzo ha 638.000 visualizzazioni in 3 settimane. Il 15 di novembre esce l'album con Beethoven reimmaginato in un'ottica di ampio spettro, abbattendo quindi il confine tra generi musicali e fondendo la musica più classica con lo spirito del jazz. Dovete guardarvi anche il video. Fu release Jon Batiste. Lo teniamo d'occhio, anzi d'orecchio. Il 15 novembre esce l'album e come minimo lo inseriremo tra i pianisti che ruotano ogni giorno alle 8 del mattino nella rassegna stampa di Sammy Varin. A proposito, buongiorno a chi si fosse appena sintonizzato. Siete anche voi in coda questa mattina? Non si muove nulla a Milano e con calma e tranquillità ce la possiamo fare. Ce l'ha fatta Andrea, voi che non ce la fate voi, ma certo si arriva tranquillamente in ufficio anche quest'oggi, basta avvisare, arriva un po' più tardi e non c'è problema, si arriva. Speditemi un WhatsApp, fatemi vedere il tergicristallo che si muove non perché piove, ma perché c'è un nebbiun della miseria su Milano, ritornata la nebbia a Milano. Che felicità, altro che scie chimiche col cavolo. Ci sono anche quelle, anzi c'è qualcuno che me le fa vedere, guardate, eccole qua. Ciao Sammy, anche questa mattina hanno seminato bene. A Brescia non c'è la nebbia, ma ci sono le scie chimiche, quelle che fanno piovere. Quindi Luca, preparati, a Brescia ne sa qualcosa in passato di queste cose, gomblottisti che non siete altro. Dai, leggiamo un po' di WhatsApp, dai, forza, più veloce che me lo invia, glielo leggo subito. 340 67 09 659. Buongiorno naturalmente a tutti quelli che quest'oggi prenderanno il treno. Che cavolo prendete a fare il treno? C'è sciopero, il controllore ha coltellato sul treno mentre verifica i biglietti, è grave, 2 gli arrestati, i sindacati sciopero di 8 ore, uno sciopero di protesta quest'oggi. E anche il nostro Cesare, ascoltatore storico e leghista storico, che è sempre praticamente a ogni festa della Lega, scrive: esprimendo ancora solidarietà e vicinanza al giovane collega capotreno di Trenitalia Liguria, aggredito e ferito gravemente da delinquenti stranieri per aver osato far scendere 2 giovinastri abusivi. Aderiamo tutti insieme allo sciopero ferroviario nazionale di protesta di quest'oggi, 5 novembre. Chiaro che, ribadisco e discoriba, e se facciamo sciopero adesso per ogni accoltellamento, per ogni spintarella che riceve un capotreno, e non voglio minimizzare l'accaduto, il treno non lo prenderete più, cari ascoltatori, perché ogni giorno succede qualcosa, perché questi controllori ormai hanno imparato, e c'è qualche intervistina sui quotidiani di sinistra quest'oggi, che non si chiede più il biglietto a persone un po' strane. Si scrive che devono essere un po' anche loro lo psicologo del PD l'ho detto io chiaramente, quindi uno dice sì, psicologo, ma mica scemo, quindi non vado a chiedere il biglietto a chi ha la faccia strana. E devo dire, io col faccione che mi ritrovo, se non sono strano io, a questo punto proverò anch'io a fare la faccia un po' strana quando vado in treno, vedere se il bigliettaio ha coraggio di chiedermi il biglietto. Secondo me arriva subito, immediatamente. Ah, lei è Sammy Varin, quello che parla alla radio. Favorisca. Santa polenta. Dai, WhatsApp 340 6709 659. Mafia, Sacra Corona Unita, 'Ndrangheta, altri prodottini made in Italy. Sarebbe un paese sicuro il nostro? Ma che vadano pure, è vero. Ciao Sammy, sapete chi cazzo che ha messo in Costituzione, ma c'è davvero la priorità europea sopra la nostra sovranità? Bravo Silvio, è tutto lì, l'avete sentito anche da Giulio Cainarca nella sua trasmissione
seguitela, arriva dopo la mia, dopo l'editoriale di Sallusti, ogni giorno c'è l'auto da fè di Giulio Cainarca e in questi giorni si sta spiegando da una parte cosa sono e cosa fanno gli spioni e dall'altra si spiega appunto che qualunque leggina leggiona facciamo noi, ma è l'Europa che ha la meglio. E chi ha messo in Costituzione la priorità europea sopra la nostra sovranità? Mi risulta che il referendum di Renzo 2016 fu bocciato sonoramente. Caro Silvio, c'è poco da fare, se l'Europa non si pronuncia. Il problema è che tarda un pochettino a pronunciarsi. Nel frattempo la motonave Libra adesso c'ha proprio una cacchiata tipo 7-8 clandestini a bordo e ne deve acchiappare ancora un po', ma speriamo che non debba fare avanti e indietro. Purtroppo è il periodo che vincono le donne. Cosa scrive questa qui? E non mi piacciono, temo per Trump. Cara Edi, ma non dire così, no. No, dai, mi fai. Sono le 8:10, devo tirare le 9:30, ragazzi. No, non posso pensare che vincerà Kamala. Però cominciamo a temere, davvero. Temete anche voi che succeda? E tra poco vi leggo sui quotidiani e che pare, insomma, che sia anche una questione italiana, perché se vince Trump e la Meloni potrebbe avere qualche problemino da Salvini, perché Salvini ha vinto Trump, blablabla. Se vince Kamala, Salvini zitto, così la mette giù qualche quotidiano di sinistra. Accidenti, scrive Dario, e io che avevo prenotato a Sharm el Sheikh, ma caro Dario, ma ci puoi andare tranquillamente. Io preferisco Taba, quei pochi posticini un po' più imboscati, dove ti devono venire a prendere proprio le guardie armate per portarti da ogni parte. È vero, ma non è una novità, cioè ci siamo sempre andati in Egitto, sappiamo che è così, ma certamente non perché ce l'hanno con noi, semplicemente perché ci sono i terroristi che arrivano dalla striscia di Gaza e sappiamo insomma che adesso magari non arriverebbero solo i terroristi, ma c'è anche qualcun altro che vorrebbe scappare dal fuoco. Senza scherzarci sopra, anche l'Italia sta diventando un paese insicuro al pari del terzo mondo. I giudici non sono comunisti, sono pidioti. Caro Marco, così ti vai a cacciare nei casini. Ma nelle nostre facoltà di giurisprudenza si insegna a fare la guerra alle leggi del governo? Ancora, caro Sammy, l'Egitto un paese insicuro? Se lo Stato italico avesse le gonadi, vieterebbe l'afflusso di mentecatti italici che vanno lì a fare vacanza e portare un sacco di soldi allo Stato egiziano. Eccola lì, ok? Perché i giudici non mi impediscono di andare in Egitto in ferie se un paese insicuro sta montando la situazione. Caro Sammy, hai detto che entrambi gli aggressori sono regolarmente in Italia, per cui sicuramente rimarranno qui e continueranno a girare con il coltello in tasca. Capita sempre di dover sbucciare qualcosa quando si sta per strada. Sì, caro Mario, il problema è che quel qualcosa siamo noi e non ci sbucciano soltanto, Dai, WhatsApp, forza, è più veloce, 340 6709 659, eccolo qua, il più veloce è lui. Trovo l'Egitto molto più sicuro della mafiosa Sicilia. Qui andiamo sul pesante. Con questa giustizia l'Italia non è sicura. Questi sono tutti i titoli che potremmo utilizzare sul sito radiolibertà.net, perché lo sapete, noi siamo una radio, siamo una televisione, sul canale 252 c'è il mio bel faccione, tra poco i titoli, ma siamo anche un sito internet di informazione, radiolibertà.net. Con questa giustizia l'Italia non è sicura, me piace. Dai, rituffiamoci sui quotidiani e vediamo dove ci portano, santa polenta. Ecco, ho parlato, sono andato su Repubblica. No, prima ancora il tempo, fammi godere ancora un attimino, oltre a che giudici d'Egitto, che bello comunque, le toghe di Catania contro il decreto paesi sicuri, niente rimpatri per 5 clandestini liberati.
oltre che capotreno accoltellato da 2 nordafricani, Salvini, Italia insicura per i giudici rossi, naturalmente oggi le presidenziali, cama su Trump. E naturalmente sono qui a ricordarvi che anche su Radio Libertà ci sarà uno speciale americano, ci facciamo un buon caffè americano che non è poi così buono, però io lo bevo volentieri, dalle 11 di domani, mercoledì, in poi, non ci fermiamo finché ci avete voglia per commentare quello che succede, perché se è vero che si vota, però non finisce lì la situazione. Quanto ci scommetti che non finirà lì? Quindi lo speciale americano di domani potrebbe durare anche settimane. Trattato semiserio, scrive quest'oggi il quotidiano Il Tempo, sulle posizioni dei 2 candidati alla Casa Bianca per il futuro degli USA e del mondo. Dopo la campagna al cardiopalma tra insulti, colpi bassi e attentati, oggi è il giorno del giudizio negli USA. In 7 stati chiave conta all'ultimo voto. Ma ribadisco e discoriba, non c'entra niente il povero popolo, ma sono i fighi che vanno a votare che fanno la differenza. D'accordo? D'accordo, e dopo ne parliamo. E appunto, La Repubblica, eccolo qua, il vostro quotidiano preferito. Dovete leggerlo anche quest'oggi, e non dovete leggerlo, dovete eleggerlo anche quest'oggi, il vostro quotidiano preferito con Sammy Varini e rassegna stampa. Votate quale quotidiano volete che io legga quest'oggi, che proprio giri, sentite rumore, le pagine dei quotidiani, col cavolo, non ne ho manco uno, tutta roba elettronica. Votate il vostro quotidiano preferito, 340 6709 659, inviatemi un WhatsApp, anche audio, anche video se volete, non mi scandalizzo se vi vedo in pigiama. L'America in bilico, titola oggi Repubblica. Harris contro Trump, oggi si vota 7 di stati chiave, Pennsylvania decisiva per eleggere il presidente USA. La candidata Tem in vantaggio, secondo gli ultimi sondaggi. Allarme e sicurezza, mobilitata la Guardia Nazionale. Casa Bianca e Congresso blindati nella notte più lunga. Al centro della storia, l'editoriale di Maurizio Molinari, in attesa naturalmente che vendano Repubblica. La polemica, nuovo stop dei giudici al decreto sui migranti. Pinelli, CSM da Meloni con lo stupore del Quirinale. La notizia viene resa pubblica alle 7 di sera. Giorgia Meloni riceve il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli. L'incontro è frutto di una convocazione della Premier non concordata con il Quirinale. Poco dopo Palazzo Chigi fa diramare il seguente comunicato: la visita si inserisce nell'ambito di una proficua e virtuosa collaborazione nel rispetto dell'autonomia delle differenti istituzioni. Chissà che cosa si sono detti nella foto. Lo sbarco dei primi migranti a Schengen in Albania, sono tutti tornati in Italia dopo pochi giorni, e appunto c'è la motonave che sta cercando migranti da trasportare. Speriamo che ne arrivino un bel po'. Tu dici, come sei razzista, Sammy Varin? E che cosa dobbiamo sperare a questo punto? Ditemelo voi. Incredibile, in prima pagina su Repubblica c'è anche il caso accoltellato controllore e sciopero dei treni. Un controllore in servizio sul regionale verso Busalla è stato accoltellato da un 21enne a cui aveva chiesto il biglietto. Oggi sciopero per la sicurezza, dalle 9 in poi lo sciopero. No, sto pensando, posso pensare, anche il conduttore della rassegna stampa pensa ogni tanto, no? Penso. Il quotidiano La Stampa, il mondo appeso all'America. Harris Trump all'ultimo respiro nei 7 stati in bilico, timori di scontri, Washington blindata. Oggi finisce la campagna per la Casa Bianca, 150 milioni nelle liste elettorali, metà
ha già votato. Il numero magico è 270, è la soglia da raggiungere per ottenere la maggioranza dei 538 grandi elettori e lo ripetiamo, sono loro che contano, non voi popolino, non gliene frega niente a nessuno, fate show, solo un po' di spettacolo. 538 grandi elettori, numero magico per vincere le elezioni americane 270. Se le donne guidano la grande corsa ai seggi, quell'appello di Musk all'elettore bianco, Naim, il voto ispanico decisivo per la vittoria, l'economia maga minaccia anche l'Europa, l'asse di ferro tra il tycoon e Netanyahu, Meloni e Salvini divisi anche sulla Casa Bianca. Siamo sempre in prima pagina sul quotidiano La Stampa, caso migranti davanti al CSM, tensione Mattarella-Meloni, Palazzo Chigi convoca il vicepresidente, Quirinale tenuto all'oscuro. E di spalla, a 12 anni accoltella il compagno, ha fatto la spia con la prof. Recalcati, questa bambina non si recupera con l'autoritarismo. E che dobbiamo fare? Le diamo in mano anche il macete? Bah, la sesta, andiamo avanti con i quotidiani. Voi continuate a whatsapparmi, signori, voglio sapere cosa ne pensate. Quale punizione, ad esempio, andrebbe portata avanti per questa ragazzina di 12 anni che ha coltellato l'amico a scuola perché ha fatto la spia e ha detto alla prof che lei aveva copiato il compito dal cellulare. Però anche qui, ragazzi, 12 anni, cellulare in classe, mica abbiamo detto che lo vietavamo, professori, che state a fa? Punto di domanda. Ma anche genitori, ragazzi, che state a fa? A 12 anni il telefonino a scuola? Però, come con i giudici ci sono le motivazioni personali, perché magari la ragazzina abita lontano da scuola e quindi giustamente deve avvisare la mamma o la nonna se ci sono problemi, eccetera. Se, vabbè, la verità, anche questo, titolo potentissimo, segnate giù, giudici e clandestini e guerra agli italiani. Che ne abbiamo già abbastanza di guerre, ma una più una meno, dice. A Bologna l'ANM processa i quotidiani scomodi. Stupri, suora pestata in chiesa, controllore accoltellato in treno. Ognuno al suo posto, dici. È il bollettino delle imprese compiute da stranieri in sole 48 ore. Suora pestata in chiesa, controllore accoltellato in treno. Eppure i magistrati si ostinano a boicottare i rimpatri. Eh sì, sono come i professorini del PD, no? Che stanno lì a controllare. Non hai messo l'accento, non hai messo la virgola. È il loro lavoro, per carità. Però tu dici, non è che stanno esagerando, è così raro che un giudice decida che questo va rimpatriato, ma rarissimo, cioè deve essere proprio un terrorista cattivo che ne dice di tutti i colori. Se ti dà un'accettata, ma adesso vediamo però. Il Tribunale di Catania straccia il decreto del governo, come in Umbria, dove si straccia il programma elettorale di centrodestra davanti alla Schlein, e lei che fa il sorrisetto e che penserà, che cazzo sta facendo? Contenta la Schlein, e tutti ad applaudire. Brava! Brava, esponente chiaramente del PD che straccia il programma elettorale del centrodestra in Umbria. Hanno una fifa boia che vinca il centrodestra, non solo in Umbria, in Emilia-Romagna, ragazzi, sono lì, stanno facendo, ma c'è Bersani che non sa più che santi pigliare, perché poi vanno tutti a rompere le balle a lui, è chiaro. L'Egitto non è paese sicuro, siamo sempre in prima pagina sulla Verità, e anche Roma si rivolge alla Corte Europea. Scusate, stiamo bussando alla Corte Europea, ma c'è qualcuno che lavora lì?
Cioè, com'è possibile che nessuno risponda? Che noi facciamo avanti e indietro con sti migranti ogni volta e poi ci dicono che sprechiamo i soldi. Cazzo, è vero! Crisanti, quanto tempo che non leggevamo di Crisanti, siamo sul quotidiano La Verità. Crisanti ammette che del Covid non capiva molto. Tu dici non solo del Covid, non ti permettere. E ora non capisce le leggi che vota. Ah, l'hanno scritto alla Verità, noi non c'entriamo. Chiaro che non è il suo mestiere, si ritrova a fare il parlamentare del PD, guarda un po', e deve ancora capire tante situazioni. Spagna adesso va sott'acqua Barcellona. Ira Sanchez sul re non è fuggito come lui. La clamorosa contestazione di domenica lascia strascichi politici. Nessun morto nel parcheggio interrato al centro commerciale a Valencia, giallo sul numero di dispersi. Anche qui, ragazzi, capite? Capite? Che c'è qualche problemino in Spagna. Noi qui in Italia ne abbiamo di tutti i tipi, ma che non si sappia ancora quanti sono i dispersi, ma di più, non si sa neanche quanti hanno bisogno di una casa perché la loro l'hanno persa. Non si sa nulla. Ma è possibile tutto questo? Ci viene in mente che forse un po' di ragione quelli che hanno preso a fangate i loro governanti ce l'avessero. Ma comunque io sono sempre del parere che anche in Emilia Romagna sta covando un po' di astio verso i governanti, e parlo dei governanti proprio dell'Emilia Romagna, che se ne sono fottuti in questi decenni di liberare argini, di pulire fiumi e dragare, ma che lasciamoli, deve essere tutto naturale, lasciamo la natura che decida e la natura poi decide. Sta montando una certa protestina anche in Emilia Romagna su questo fronte. Niente fangate ai governanti, ma magari una sorpresina nell'urna elettorale il 17-18 novembre, quando si voterà in Emilia Romagna. Vediamo, sto facendo Mago Varin. Mago Varin, vediamo. La Verità, editoriale di Maurizio Belpietro: non ci mancherà un disastro lungo 4 anni, Biden lascia un mondo peggiore. Oh, ma ve lo immaginate se Biden fosse stato ancora in corsa, fosse rimasto in corsa, Tu dici, magari, non c'erano tutti sti problemi, cioè ci sembrava che la Camera fosse perdente fin dall'inizio, ma magari lo è davvero perdente. Hanno ingigantito questa Camera i quotidiani in mano a certi poteri forti, ecco, il complottista Sammy Varin, e magari Trump vince la stragrande senza nessun problema, senza violenze, senza... Sarebbe bello, sarebbe bello. Ancora, siamo ancora sul quotidiano La Verità. Per farci vaccinare, ancora terrore, l'influenza che potrebbe colpire il cervello. E anche mia moglie ieri, guardando la TV, ha detto: oh mamma, potrebbe colpire il cervello. Guardando me, e tu dici, vabbè, Sammy Varin, peggio di così non puoi andare. Quindi no, è arrivata in Italia l'influenza stagionale. Le Virostar annunciano toni apocalittici, a rischio polmoni e cervello, e spingono ancora la vaccinazione. E sai, uno poi con un po' di mal di testa dice: oh cacchio, mi ha colpito il cervello. Se quando inizi a dire cose strane, a cantare avanti popolo, capisci che ha colpito il cervello. Si scherza, certo, cerchiamo di sdrammatizzare, siamo pagati anche per sdrammatizzare. E allora che facciamo? Dove andiamo? Sì, abbiamo tempo ancora per un'altra prima pagina. Vediamo quale mi richiedete. Va bene, Libero di quest'oggi. Chi fa e chi disfa? I giudici riaprono i confini. Il Tribunale di Catania non convalida il trattenimento dei migranti. L'Egitto non è sicuro. Sembra una barzelletta, È la risposta al decreto del governo. Salvini: per colpa di certe toghe
è insicura l'Italia. Capotreno chiede il biglietto a un egiziano, lui lo accoltella. A proposito, siamo noi insicuri. Era un egiziano, una coppia per l'esattezza, e lei italo-egiziana. Mi commentate al volo queste notizie? Voi ascoltatori che avete appena acceso Radio Libertà, inviate la vostra meditazione, ve la leggo tra pochissimo, al 340 67 09 659 67 09 659. Siete meloniani e giubbotte ai dirigenti di Fratelli d'Italia. Libero, uno dei pochi quotidiani che mette in apertura questa notizia, che commenteremo questa mattina alle 11:30, perché abbiamo il capogruppo della Lega in Val d'Aosta. È successo al Festival del Cinema di Aosta, un evento sovvenzionato da Aosta, da Regione. Insulti e spinte a 2 esponenti locali del partito del Premier. Dovete andarvene da qui. Cioè, che cos'era? Era la festa del PD? No, era il Festival del Cinema di Aosta. Capite bene che oggi, se non voti PD, non puoi entrare, perché non voti PD, no, non sei di sinistra, non va mica bene. Siete meloniani, botte ai dirigenti di Fratelli d'Italia, insulti e spinte a 2 esponenti locali del partito del Premier. Questa è una serata antifascista, dovete andarvene da qui. Ma era il Festival del Cinema! Torneremo tra poco, certo, adesso c'è il meteo, la pausa, la canzone e poi ancora i vostri WhatsApp arrivati al 340 6709 659.
Generali condizioni di bel tempo sull'Italia grazie alla costante presenza dell'anticiclone. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Da segnalare qualche nube in più sulle aree costiere adriatiche e centro-settentrionali e locali banchi di nebbia sulle pianure del nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente immutata salvo nubi a tratti compatte sulla Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? È vero, è vero, è vero, se scaricate l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare e voi che ci seguite dalle grandi città potete ascoltarci anche in metropolitana con l'auricolare o le cuffiette, bellissimo, soprattutto chi magari deve farsi in mezza città sottoterra, sentire che cosa combina Sammy Varin nella rassegna stampa di Radio Libertà. Intanto ogni mezz'ora abbiamo una piccola pausa con un artista indipendente sempre sconosciuto, ciò che diciamo, ciò che facciamo qui su Radio Libertà difficilmente si fa sulle altre radio. Abbiamo ascoltato musica celtica con la Celtic Dream Band e Fireflies, Fireflies, una produzione JB Production, un CD che molti di voi hanno a casa perché lo abbiamo venduto per anni nelle feste targate Lega, la musica celtica, questa sconosciuta. Dai, un po' di WhatsApp, siete grandissimi, me ne state inviando tantissimi, esagerati come al solito. No, dovete esagerare, se no non facciamo notizia, I vostri WhatsApp poi finiscono anche sul sito di Radio Libertà, sappiatelo. 3406709 Buongiorno, non capisco tutte ste lamentele verso l'Unione Europea. Usciamone! Qual è il problema? C'è mica un obbligo a restare. Caro Massimo, e tu la pensi come molti, ma anche molti leghisti, ragazzi miei, è che cerchiamo di lavorarla internamente questa Europa. Problema che stiamo bussando e sul fronte giustizia non ci caga proprio, mica solo su quello, abbiamo visto auto elettriche, è una battaglia un po' impari, però dobbiamo ancora lavorarci ancora prima di prendere drastiche decisioni, perché se prendi una drastica decisione o li metti d'accordo tutti all'interno del governo, si fa proprio una bella rivoluzioncina, oppure qualcuno ti dirà ma prego, quella è la porta, frasettina che ho già sentito tante volte. Voto la verità, bravo questo ascoltatore, vuole che io sfogli le pagine della verità, tra poco lo faccio. L'Achille dalla Sardegna mi scrive: prima di tutto auguri per la piacevolissima rassegna stampa. Caro Achille, sei gentile, lo so, sostituire Giulio Cainarca è impossibile, ma infatti come vedi il mio è un compendio a una rassegna stampa seria. Io sono la parte non seria. Cerchiamo di sdrammatizzare facendo però informazione e avvicinando molti ascoltatori alla buona, speriamo, politica che esiste e che è un casino trovarla sulle prime pagine. Preferenza per il giornale Libero e La Verità. Volevo sottolineare il fatto che in Europa ci dicono che la nostra forza dell'ordine è razzista. Siamo un popolo fascista, quindi per il bene degli extracomunitari questa brava Europa ci aiuti a non farli venire, perché siamo una nazione pericolosa. Oh, mamma mia, Achille, mi fai quasi paura davvero. La Meloni sicuramente vuole la Camera, così fanno la squadra di calcio delle stupide guerrafondaie. Mamma mia, ragazzi miei. Buongiorno Sammy, ma non sono gli stessi che scioperavano contro il DDL sicurezza, la solidarietà dei sindacati internazionali? Sì, sono quelli che oggi fanno sciopero per il capotreno accoltellato e tu dici, ma basta fare sciopero, vero? È come i ragazzi del Friday for Future, è vero? Solo il venerdì, ma mica solo loro, però. Ciao Sammy, hai ragione, in America succederà come in Liguria, perché fino a quando ci sarà la cabina elettorale la gente potrà decidere con la propria testa. Sammy, per noi questa violenza anche nei minorenni
sono state le bande di minorenni delle famiglie dei stranieri che hanno portato la moda di accoltellamenti anche nelle loro canzoni, dei minorenni che inneggiavano a delinquere con le rapine e le violenze, minacciando con risse e coltelli. Sì, è un po' complicato il messaggio, però abbiamo capito, anche nelle canzoni si inneggia alla violenza, ma soprattutto questi ragazzini, figli di immigrati, ecco, il Sammy Varin razzista, ma in senso buono, insegnano ai nostri figli come si vive nelle grandi città, come ci si comporta sul treno quando si avvicina il controllore. Sammy, noi te li mandiamo le nostre risposte possibili, tu leggile, sono delle ipotesi, ma ci mancherebbe, sono delle ipotesi, sicuramente. Ancora WhatsApp, se in Emilia Romagna il PD perde le elezioni è colpa dell'influenza che colpisce il cervello. Attenti, questo è sottile, signori. L'Italia non è un paese sicuro perché ci sono troppi egiziani, e salutiamo tutti gli egiziani che ci fanno la pizza, il kebab. Ragazzi, come faremmo senza di voi? Basta che non vi girano le balle e ce le avvelenate, ok? No, trattiamo bene gli egiziani, che cazzo, quelli ci fanno tutto quanto, iniziamo a trattarli male. Buongiorno, non capisco se sono delinquenti perché vogliono tenerli al sicuro e mettere in pericolo gli italiani, ma non capita mai niente a quelli che li proteggono. Ancora WhatsApp, mamma quanti ragazzi, lo so che non volete nominare Mattarella per accordi di governo, ma fino a quando a ogni uscita in democrazia va fischiato? Non è un re, anche se ha truppe togate, vero, è vero. Mi devo ripetere, Trump non deve vincere, dopo aver provato con giudici, scandali sexy, fucili, ora assisteremo ai soliti brogli, soprattutto postali, non verificabili, a cui non si sa come rispondere, pronti militari per difendere dalle proteste e nel cassetto progetto tipo Kennedy Dallas, mamma mia, Gomblot a go, PD e soci, partito familiare che legge su Mauro e Salis, hanno distrutto un'Italia in collaborazione con Bruxelles, forse ci vogliono portare a una guerra civile? Caro Maurizio, mi sembra che noi siamo buoni. Siamo come Lupo de Lupis, il lupo buonino. Speriamo che almeno nelle urne in Emilia Romagna si alzi la testa, e anche in Umbria. Non facciamoci fregare da quella che straccia il programma del centrodestra davanti alla Schlein, che sorride e come per dire che sta facendo sta stronza. L'Inghilterra, che assieme agli USA controlla l'Europa, dall'Europa se l'è filata. Rifletteteci. Oh, sono finiti i WhatsApp. Ah no, eccolo qua. Sono felice di risentirvi, grazie. Ci sei cascato anche questa mattina. No, ci sono quelli che mi scrivono ogni giorno: basta, Sammy Varin, non ne posso più, preferivo Cainarca, ma ogni giorno io ti ascolto. Lo so, io picciu, mi ipnotizzo, Me lo diceva Matteo Salvini una delle prime volte che mi ha seguito su Radio Libertà, nel senso che lui stava arrivando in radio, conduceva la trasmissione alle 9:30, io ero in onda dalle 6 alle 7:30 del mattino, facevo il Padania sveglia, e mi scriveva proprio così, che era un po' come il pifferaio magico, no? Che cercava di ipnotizzare gli ascoltatori e ci riusciva. È vero, giuro, me lo diceva Salvini, giuro, inizio a raccontarvi le balle, non ho capito. Sì, d'accordo. No, andiamo prima con gli articoli, quelli che voglio nella rassegna stampa di Sammy Varin sul sito di Radio Libertà. Fateci un giro, ci sono i giornali secondo Sammy Varin. Cosa sceglierà quest'oggi Sammy Varin da mettere sul giornale? Beh, una prima notizia può essere questa, signori, è l'intervista sul quotidiano Il Giornale a Edi Rama, Albania. E questo fa finta di niente, ragazzi, ma ogni tanto lo beccano i giornalisti e il capo dell'Albania deve pur rispondere. Giorgia ha sorpreso tanti, altro che marcia su Roma. Il premier albanese loda la premier italiana. Oggi nutre l'odio, non potrà
No, scusa, ho detto male, di Sammy Varin, cosa stai a dire? Chi oggi nutre l'odio non potrà governare. Quindi tanti complimenti. Poi però a un po' di domande dice no, non posso rispondere, qui là, 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 là. Qui risponde: fermare l'eccesso di immigrazione è interesse di tutta l'Europa? Sai che l'Albania in Europa c'è, non c'è. Su quella clandestina io penso proprio di sì, risponde. Lei è un leader socialista. Che giudizio dà sul governo di destra italiano? Ancora si schermisce. Non mi permetto di dare un giudizio su qualsiasi altro governo democratico, ma posso dire che per me le parole sinistra e destra sono sempre più un problema, perché in generale si usano come frecce d'assalto sull'altra parte, mentre i problemi da risolvere nel mondo d'oggi sono sempre più oltre le destre e le sinistre ideologiche. Magari lo capissimo anche qua in Italia. E poi vincere come forza d'opposizione è una cosa assai importante, non c'è dubbio, ma parlare alla pancia della gente, nutrendo le paure e addirittura l'odio verso il prossimo, può aiutare a vincere, ma non a governare. Tan, ta, ta, ta. E per governare cosa si deve fare? Scrive Oara Borselli parlando con il premier albanese. Governare diventa sempre più una cosa completamente diversa nel mondo d'oggi, dove gli stessi margini di manovra dei governi nazionali sono limitati per tante ragioni. E guarda un po'. Ed è anche per questo che Giorgia ha sorpreso tanti in Europa, quelli che si aspettavano di vedere in lei la novizia in camicia nera che marcia su Roma o spacca i vetri dei palazzi del potere sovranazionale, hanno scoperto un leader che si batte per rendere l'Italia più importante in Europa, non l'Europa meno importante in Italia. Cosa dovrebbe fare la sinistra italiana sul problema immigrazione? Ma io non sono nessuno per dare lezioni alla sinistra italiana, che rappresenta un mondo di immensa tradizione di pensiero, riflessione politica. Coinvolgere tutto quel mondo ad ascoltarlo per poi farne una sintesi politica su questo e altri temi di prima importanza sarebbe qualcosa di interessantissimo da seguire. Intervista oggi a Edi Rama sul quotidiano Il Giornale. Attenti, intanto commentate ragazzi, è 340 6709 659. Altra notizia che mi piace inserire nei giornali secondo Sammy Varin, andate a sbirciare sul sito radiolibertà.net, scorrono i giornali secondo Sammy Varin. Sul quotidiano Repubblica, pagina 12, il fattore Donald inquieta Meloni, la spina leghista in politica estera, signori. Pontieri di Palazzo Chigi già al lavoro, Salvini pronto a ritirare il sostegno a Kiev se trionfa il GOP. Fatto sta, insomma, che c'è una certa paura, no? Non può dirlo, scrive Tommaso Ciriaco su Repubblica. Infatti non lo dirà, ma Giorgia Meloni stanotte confiderà in Kamala Harris. Non sono ragioni di cuore verso i repubblicani, è calcolo puro, bilancia di costi e benefici. Lo ha raccontato di recente ai pochi ministri di cui si fida, anche perché il corpaccione di Fratelli d'Italia vede solo il cappellino rosso fuoco di Donald. Questo non significa che la Presidente del Consiglio creda nella vittoria della candidata democratica, anzi, nelle ultime settimane si è sbilanciata a favore di Trump, facendosi addirittura premiare da Elon Musk per curare un rapporto compromesso. Gioca su due tavoli, insomma, secondo Repubblica, ma se per incanto potesse scrivere il risultato delle presidenziali direbbe Kamala, perché con lei alla Casa Bianca Matteo Salvini non trarrebbe giovamento dall'onda trampiana di ultradestra, ok? E tutto il resto sappiatelo, lo dice in questo caso Ciriaco su quotidiano Repubblica, ma anche lo dice l'Annunziata. Oh mamma, intervista all'eurodeputata Dem. Siamo sempre qua ragazzi, ancora su Repubblica. Anche alla Premier conviene che vinca Kamala.
No, non ve la leggo, non ve la leggo. Guarda, subito ci sono urla strazianti tramite WhatsApp. No, perché no? Non ve la leggo. Ho detto che non ve la leggo. Passo ad altro argomento, certamente. Anche questo importante, lo sai, adesso si sta discutendo degli emendamenti alla finanziaria. La Lega, siamo ancora su Repubblica, pagina 17, la Lega dice tagliare il canone Rai. Ed è scontro con Forza Italia. Perché? Perché se si taglia il canone bisognerebbe aumentare la pubblicità sui canali Rai. Se aumenti la pubblicità fai troppa concorrenza a Mediaset. Bada bene, allora Forza Italia dice diamo più soldi alla Rai se diminuiamo il canone. Santa polenta, verso la riapertura della sanatoria per le partite IVA fino al 10 dicembre, tensioni anche sulla nuova rottamazione delle cartelle. Staremo a vedere, domani abbiamo Alessandro Morelli e sentiremo che cosa si sta muovendo. Sicuramente la cronaca accoltella compagno di classe a 12 anni, ha fatto la spia, mi sono vendicata. In una scuola vicino a Roma, la bambina ha chiamato il 112 in lacrime, ha detto alla prof che avevo copiato il compito. Ma la notizia più grave, quando si guarda alla Francia, lo sai, quello che avviene in Francia poi succede anche qua in Italia qualche annetto fa, parecchi, vedavamo ciò che accadeva nei sobborghi di Parigi, nelle famose banlieue, e che cosa diceva Sammy Varin? Succederà anche in Italia, e in effetti ieri la guerriglia vicino a Disneyland, Parigi, sfida tra baby gang a colpi di macete. La Francia sta diventando come il Messico, tranquillamente col macete via la mano, E qui in Italia siamo a un passo da queste situazioni, purtroppo sì. Il quotidiano La Stampa controlla il biglietto a 2 passeggeri, capotreno preso a coltellate a Genova. La vittima, 44 anni, ferita a una spalla, arrestato un 21enne, denunciata la compagna minorenne, sempre immigrati sono, Salvini combattere l'immigrazione illegale. E l'intervista a Giovanni, 32 anni, che era stato picchiato a Modena, un problema sociale, oggi vado a manifestare, oggi c'è lo sciopero ragazzi, io riempito di pugni da un ragazzino, ormai le violenze accadono ogni giorno. E un conto se sei un bel imbusto alto, grande e grosso, puoi far fronte a un attacco da parte dell'immigrato che non vuole pagare. Un altro conto, è chiaro, se sei una ragazza, una donna, la situazione si fa veramente pericolosa. Ma ci fermiamo, certo, ci fermiamo per qualche minuto. C'è il Qui Parlamento estratto dalle nostre chiacchierate in emisfero, ma soprattutto dopo le ore 9, come da tradizione, apriremo anche le linee allo 0292 94 7222, ma se siete più comodi potete tranquillamente inviarci un WhatsApp, soprattutto voi nuovi ascoltatori, meditate su quanto sta accadendo inviando il vostro contributo al 340 6709 659. Qui Parlamento. Grazie Vice Ministro Cirielli, colleghi. Questo disegno di legge è la ratifica dell'accordo di sede tra la Repubblica Italiana e il Tribunale Unificato dei Brevetti, come ha ricordato lei Presidente Fontana, che è stato fatto a Roma il 26 gennaio di questo anno. In premessa ricordo che il Tribunale Unificato dei Brevetti, il TUB, cosiddetto TUB, è attivo dal giugno del 2023. È un tribunale comune a tutti gli stati membri contraenti, con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario, ai certificati complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Al riguardo segnalo che il 1° giugno, oltre al TUB, è divenuto operativo anche il brevetto unitario, un nuovo tipo di brevetto concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti con validità unica nei 18 Stati contraenti.
In particolare, dopo la concessione, il titolare del brevetto può richiederne entro un mese l'effetto unitario, trasformandolo da brevetto europeo a brevetto unitario. Inoltre, in altri 6 stati dovrebbero a breve aderire a questo sistema, sono, le ricordo, Cipro, la Repubblica Ceca, la Grecia, l'Ungheria, l'Irlanda e la Slovacchia. Questo tribunale ha giurisdizione sui brevetti unitari e sui brevetti europei. In quest'ultimo caso però la giurisdizione è estesa ai soli stati che fanno parte di questo accordo, rimanendo invece per gli altri stati la rilevante giurisdizione dei tribunali nazionali. Il vantaggio principale di questo tribunale è la giurisdizione unica in caso di violazione del brevetto, che permette di evitare l'avvio di contenziosi paralleli dinanzi a più giurisdizioni europee. Il tribunale è composto da un tribunale di primo grado, da una corte di appello e da una cancelleria, supportato da un centro di mediazione e arbitrato per favorire le soluzioni amichevoli. L'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, una seconda sede della divisione centrale è stata spostata da Londra a Milano. Ricordo che la Commissione Esteri ha svolto, congiuntamente con la 10ª Commissione, un ciclo di audizioni nell'ambito della discussione proprio su questo spostamento di sede da Londra a Milano. L'accordo in esame è finalizzato proprio a consentire lo stabilimento e buon funzionamento della sede di Milano, tenuto conto, come proprio per l'apertura di tali uffici, che rappresenta un passo importante per la protezione dell'innovazione tecnologica e per la promozione della crescita delle imprese italiane e dell'intero sistema paese. Questa intesa in particolare dà attuazione al protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale, e questo protocollo, che è stato ratificato dal Senato il 30 aprile scorso, è composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato. In particolare individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita in via San Barnaba 50 a Milano, messa a disposizione a titolo gratuito da parte del paese ospitante, e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo. Il testo sancisce altresì l'impegno dell'Italia a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici, l'inviolabilità dei locali e degli archivi, la sicurezza, le comunicazioni e le immunità dei procedimenti legali e dei provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria. Ulteriori articoli dell'accordo disciplinano le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza della sede assicurate dall'Italia al Tribunale, accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne, regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB. Dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale, la previdenza sociale e quello sanitario per il personale, e stabiliscono la gamma di doveri che gravano su di esso in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano. L'accordo dispone che le autorità italiane adottino inoltre tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, chiamando peraltro questo Tribunale a comunicare almeno una volta all'anno l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per i servizi interni. Ulteriori disposizioni stabiliscono che l'accordo ha una durata di 7 anni dall'entrata in vigore e che l'Italia fornisca al Tribunale personale di supporto amministrativo distaccato dalle sedi pubbliche per la sua divisione milanese. Infine, disciplinano le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'accordo e i termini per l'entrata in vigore.
Invece, Presidente, il disegno di legge di ratifica si compone a sua volta di 5 articoli. In particolare, mi preme sottolineare l'articolo 3, che autorizza il Ministero della Giustizia a distaccare un contingente fino a un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale per l'istituzione della sezione della divisione centrale di questo Tribunale, per una durata massima di 7 anni e con oneri a proprio carico. Per quanto riguarda gli oneri complessivi dell'accordo di sede, l'articolo 4 li valuta in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028 e 177.000 euro annui a decorrere dal 2029. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Esteri. In conclusione, Presidente e Vice Ministro, auspico una rapida approvazione del provvedimento in esame, sul quale si è registrata l'unanimità dei consensi nel corso dell'esame in Commissione Esteri. Grazie mille. Qui Parlamento.
Ma che carina questa canzone degli E45, guarda un po', loro arrivano dal Veneto, da Mestre, si intitola Stupida Favola, 5 talentuosi ragazzi di Mestre seguitissimi nella loro terra, ma che ci mandano anche un saluto. Senti. Ciao a tutti, sono Sebastiano, il cantante degli E45. Saluto i ragazzi di Radio Libertà e li ringrazio per aver mandato in onda il nostro nuovo singolo Stupida Favola. Ma prego. Ringrazio tutte le persone che ci stanno ascoltando e continuate ad ascoltarci, continuate a seguirci perché questo è l'inizio di un lunghissimo percorso. Grazie ancora e buona serata a tutti quanti. È vero però, siete all'inizio, ma questo pezzo spara bene davvero, suona che è un piacere. Stupida Favola degli E45, con il buongiorno rinnovato, sono Sammy Varin, grazie per aver scelto Radio Libertà. A chi è in coda per andare in ufficio, oggi trafficone intorno a Milano, anche nebbia, ma dove non c'è la nebbia, ma guarda un po' questi gomblottisti, che cosa mai mi inviano, guarda qua che cosa si vede se non si vede la nebbia? Le scie chimiche. Prepariamo i sacchi di sabbia, ragazzi miei, e se succede come in Spagna siamo fritti e poi votiamo ancora PD naturalmente. Silenzio, che poi dicono che do troppo spazio a voi gomblottisti che mi ascoltate, l'Enrico, lo so io, guarda me, dai, tra poco apro le linee, datemi ancora 5 minuti, so che vi scappa la telefonata, tenetela un attimo allo 0292947222, inviatemi piuttosto ancora WhatsApp, sto nuotando nei messaggini, ma poi vi leggo tutti, 340 6709 659, mentre faccio rassegna stampa ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30, io chiedo il vostro pensiero, il vostro responso, il vostro commento ai fatti del giorno. E allora, dov'è che devo andare? Mi sono perso, eccola qua, su Libero, perché Libero è l'unico quotidiano che mette in prima pagina siete meloniani, e chi di voi l'ha mai ammesso? Io sono meloniano, che suona d'un male, ragazzi, meloniano, oh signor. A quel punto, siete meloniani in Val d'Aosta vuol dire sei fascista. È successo proprio in Val d'Aosta. Siete meloniani e giubbotte ai dirigenti di Fratelli d'Italia. Dirigenti, ma parliamo di San Pier, di quei paesini intorno ad Aosta, ragazzi miei. Cioè, al Festival del Cinema di Aosta è successo. Insulti e spinte a 2 esponenti locali del partito del Premier. È una serata antifascista. Dovete andarvene da qui. Giovanni Donzelli dice la Schlein condanni l'aggressione. A sinistra dovrebbero capire che fomentare l'odio porta solo violenza. Attenzione, ne parliamo più tardi perché alle 11:30 avremo nel Focus Valle d'Aosta il capogruppo della Lega in Valle d'Aosta, Andrea Manfrin, e soprattutto da quello che leggo è successo in uno spazio finanziato dal comune e dalla regione. E com'è sta roba? Cioè puoi entrare solo se sei di sinistra? Punto di domanda? Chiaramente aspetto anche una vostra risposta, ben pensanti di destra o di sinistra che ascoltate Sammy Varin. 340 6709 659. L'ultima segnalazione, adesso vi faccio parlare. Che cavolo, senti qua, guarda lì, guarda là, la progressista Proietti perde la testa. Sono sempre su Libero. La candidata devota al poverello d'Assisi straccia il programma del centrodestra, ce lo ricorda Francesco Storace. La sinistra comincia a deragliare in Umbria, emerge un estremismo tutto sommato persino inaspettato nella candidata rossa alla presidenza della regione Stefania Proietti. 2 flash immortalati dal locale Corriere dell'Umbria rendono abbastanza l'idea di una crisi di nervi in quel campo largo che fu. La Proietti che straccia in piazza, affiancata da Ellis Lane, il programma elettorale del centrodestra. Qualcosa non funziona? Qualcosa non funziona, ragazzi. Hanno una FIFA boia di perdere. La candidata di sinistra che straccia il programma del centrodestra davanti alla slide, che fa una faccia, ragazzi miei. E poi
Annalisa Terranova che commenta l'ennesimo tentativo di appropriazione fallito, la sinistra si rassegni, San Francesco non è suo, e ci ha provato anche questa volta il Corriere a menarla che i frati di Assisi votano PD. Oddio, magari nel segreto dell'urna qualcuno, ma i frati del Sacro Convento di Assisi hanno smentito la notizia data dal Corriere di un appoggio alla candidata del centro-sinistra in vista del voto regionale di domenica 17 novembre. Ci fa sorridere, hanno scritto in un comunicato. Ridono, ma poi votano PD. Zitti, che non è vero. Vabbè, fanno la marcia della pace, la bandiera della pace, tutte ste cose, ma non è detto che votino PD. Apriamo le linee? Dai, vediamo chi è il primo che entra in onda. 0292947222. Vi ascolto qualunque cosa abbiate da dire. 0292947222. Caro Sammy, ma allora se vi definiscono razzisti e pertanto un paese non sicuro, avvertano gli scafisti che devono escludere l'Italia dai porti sicuri e che quindi cambino rotta, cara Luciana di Muggio. No, gli scafisti sono bastardi, se ne fottono altamente, anzi l'importante è che paghino e li portano tranquillamente dove vogliono. Sono le ONG che secondo me adesso dovrebbero iniziare a fare un pensierino dicendo no, non è sicuro questo posto, no, loro hanno già capito tutto. Buongiorno, a proposito dei treni, perché per evitare di far passare il bigliettaio non installano sui treni i tornelli e puoi salire solo se hai il biglietto? È così semplice, carapina, è che i tornelli tranquillamente, abbiamo visto con le metropolitane, si saltano, è uno sport nazionale che fanno non soltanto i figli del barcone, ma addirittura riescono a scavalcare anche il muretto. Ci hanno provato in alcune fermate, hanno messo il muro quello più alto, si riesce, è anche più divertente e avventuroso scalare il muretto, ed santa polenta. 0292947222. Intanto, per tutelarsi, i controllori autisti e poliziotti devono avere delle mazze da baseball e usarle, e se un giudice non è d'accordo che vada a dai, non esageriamo, però buongiorno, Mattarella sta zitto perché sta con i giudici. L'unica soluzione è uscire da questa gabbia di matti che si chiama Europa. Chi l'ha scritto? Rizzo, ti aspetto qui da me, quando vieni a condurre con me una rassegna stampa? Dai. 0292947222. La voce a voi. Pronto? Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Allora, nel silenzio generale, domani in Germania, era un articolo che era pubblicato ieri sera su Dagospia, tratto da un giornale, non mi ricordo, forse La Repubblica, ci dovrebbe essere una votazione estremamente importante in quanto il governo tedesco potrebbe cadere, perché i liberali non vogliono continuare ad essere i guardiani dell'austerità, mentre i socialisti e i verdi vorrebbero investimenti statali. Questo cosa vorrebbe dire? Andrebbe contro anche le direttive europee. O domani cade il governo, oppure in marzo, quando ci saranno le elezioni, perché entro 15 giorni dovrebbe essere votata la legge di bilancio, che potrebbe non passare. Un'altra cosa era legata al discorso che ti facevo ieri mattina. In Occidente c'è tanta voglia di dittatura. Secondo me stanno cercando di fare di tutto certi ambienti che hanno pagato personaggi politici, magistrati, eccetera, per far vedere alla gente che la democrazia non è in grado di risolvere i problemi, non è in grado di risolvere la sicurezza, non è in grado di risolvere il problema del lavoro, non è in grado di risolvere i problemi legati al cosiddetto cambiamento climatico e similari. Quindi la gente, e guarda che io ne sento tante di persone, anche la mia stessa signora, lei dice che ci vorrebbe la dittatura per far sistemare le cose, non capendo, non essendoci mai vissuta, che cosa sia in realtà la dittatura, visto che se ci dovesse mai essere una dittatura, e dovrebbe esserci una nuova famosa pandemia che ci dicono da anni che ci sarà, saremmo obbligati a vaccinarci, cosa che io e lei non abbiamo fatto.
Ciao Sammy, grazie. Grazie. Attenti che molto spesso ci azzecca questo ascoltatore. 0292947222. Che succederà in Germania domani? Siamo tutti qui a guardare l'America. Cosa ce ne frega della Germania? Invece potrebbe esserci la sorpresa. Intanto Harris, ogni voto conta. Trump, Kamala invaderà il Medio Oriente, la metterei sul ring contro Tyson. Queste le ultimissime esclamazioni dei candidati in America. E naturalmente a voi la parola. 0292947222. I vostri commenti in tempo reale mentre c'è sciopero. Oggi, martedì 5 novembre, treni a rischio dalle 9 alle 17. I sindacati finalmente lo dicono anche loro. Vogliamo più sicurezza. Pronto? Pronto. Buongiorno. Ciao, Franco da Milano. Poi Franco. Senti, in riferimento a quello che è successo in Val d'Aosta, che hanno menato oppure spintonato Fratelli d'Italia al Festival del Cinema della Val d'Aosta, che mi sembra più il Festival del Cinema dell'Uratori, però la Meloni dovrebbe convincersi di non dare più una lira, o meglio un euro, al cinema italiano, che non serve a niente. Basterebbe, per finirla con questi qui che continuano a rompere le palle col fascismo, l'antifascismo, e che sono degli incapaci perché fanno film che non producono nessun profitto, niente, non deve più dare una lira. Ma cosa aspetta la Meloni? Faccia una leggina piccolissima, la fa la sua figlia Ginevra, la fa la leggina, e gli dice: non diamo una lira a questi fanfaroni del cinema italiano. Ma non ci vuole mica tanto, almeno questo potrebbe farla, giusto? Grazie caro, in effetti la Lega su questo fronte è d'accordo con te. Al PD, nonostante siano favorevoli a questa invasione clandestina e conseguente caos, andranno ancora i voti dei partigiani rossi e verdi, tanto loro sono immuni, scrive Giuseppe. E secondo te, Sammy, chi sono i responsabili di tutto quello che sta accadendo? Ma le forze progressiste chissà di quale progresso questi di sinistra si possono vantare. Io mi vergognerei, perché tutti questi episodi che si verificano puntualmente tutti i giorni sono loro i responsabili e la magistratura dovrebbe intervenire, ma tra chi si somiglia non ci si fa del male, mi scrive Joe. E si parla anche, ripeto, della giornata di sciopero proprio sui treni, ma ribadisco e discoriba, qui si dovrebbe fare uno sciopero al giorno e più o meno non vedono l'ora i sindacati, perché di violenze tra i controllori, per i controllori, sono quotidiane, cioè si ha paura a chiedere il biglietto. E come finirà? Che il biglietto lo chiederanno soltanto a noi bianchi. Eccolo lì, il razzista in senso buono Sammy Varin. Andatevi a riascoltare la mia canzone La Padania su YouTube, la cantavo 10 anni fa o giù di lì, ma ero Mago Varin, era già tutto previsto. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Quella. Ciao, buongiorno Sammy, sempre ti vedo bello arzilo la mattina. Con queste notizie, veramente. Allora, caro Sammy, io non è per essere complottista, sai cosa diceva Oscar Wilde? Un pessimista non è nient'altro che un ottimista ben informato. Quindi io non nutro tante speranze per l'America, non penso perché che ce la potrà fare Trump, e comunque anche se ce la facesse non lo farebbero governare, perché chi governa in America effettivamente è il Pentagono, è la CIA, è il complesso militare industriale, è Wall Street, è la Silicon Valley, sono quelli i poteri forti che hanno, è il sistema americano che proprio ha bisogno di guerre per sopravvivere, per tenere su il suo immenso sistema militare industriale che produce milioni di posti di lavoro. E quindi io penso che Harris vincerà e purtroppo ci avvieremo allegramente non a una guerra nucleare, ma parecchie guerre locali. Avremo grandi crisi in tutto il mondo, perché il soggetto, il Partito Democratico, ha sempre creato le guerre, e poi è toccato ai repubblicani chiuderle. Questa è la storia che ce lo dice, e purtroppo non la vedo. La Harris, la Iena Ridens dei salottini radical chic
californiani, ti immagini si andrà a confrontare con figli di buona donna come Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un, ma se la mangiano e se la scartano come vorranno questa cretinetta da 4 soldi. Purtroppo la vedo così. Grazie caro, no, non offendiamo, però quel sorriso veramente un po' da ienetta è particolare, per me somiglia moltissimo alla Slime in certe inquadrature, non scherziamo. A proposito di guerra, mi scrive Clara, si potrebbe proporre un corso gratis di autodifesa a quegli operatori che hanno a che fare con un lavoro soggetto a delle aggressioni da parte di personaggi aggressivi. Forse sbaglio, ma un po' di competenza di autodifesa magari aiuterebbe tali operatori, visto che si propongono vari corsi gratis ai clandestini, perché non farlo con i nostri cittadini? Sì, basta che non li proponiamo ai clandestini corsi di difesa, perché quelli sono già bravissimi a col macetino come lo manovrano loro, ragazzi, e dove hanno imparato? Bah, chiaro che il corso lo dobbiamo fare tutti noi per sopravvivere, ragazzi, per sopravvivere, soprattutto i nostri giovani lo devono fare un corso di autodifesa. Fa schifo dire una roba del genere, bisogna farglielo fare. Ancora WhatsApp, signori, voi continuate a chiamare, dai, infestate il centralino, l'Andrea deve impallidire con tutte queste telefonate. Immunità di gregge, anche questa, guarda la locandina. Hai sentito che il virus H3N2 colpisce il cervello? Tranquillo, non corri alcun pericolo. Sono 2 politici di centro-sinistra che si dicono questa frasettina, non scherziamo, però stanno facendo paura anche su questo fronte. Certo, questa nuova malattia colpisce il cervello, chissà di chi. Che fare? Diventar complottisti o boccaloni? Ardua scelta. Pronto? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Oh, buongiorno. Sì, allora la questione del conflitto con i magistrati è veramente pesante. Ieri un giurista ha detto che l'unica cosa che si potrebbe fare sarebbe una modifica costituzionale dove si dice che le leggi italiane hanno la preminenza su tutte le leggi internazionali. Alcuni paesi ce l'hanno, come la Germania, e nessuno grida allo scandalo. Comunque lì la questione è difficile perché una legge costituzionale ci vuole tempo e il tempo non l'abbiamo. Bisognerebbe fare delle leggi contro i clandestini come fanno in Ungheria, in Polonia e nei paesi dove non li vogliono. Praticamente Orban ha detto chi entra clandestinamente in Ungheria non avrà mai la cittadinanza ungherese. Punto, basta. Tu la metti così e devi praticamente smobilitare questa storia per cui vengono in Italia tutti i diritti. Tu cominci a fare delle leggi severe e quando uno sa che sbarca senza documenti e senza visto non avrà mai la cittadinanza italiana, non avrà mai i benefici per entrare in Europa e la cosa si chiude lì. Devono fare un sacco di norme contro questa invasione, facendoli stare male. Devono venire in Italia e dire se non sono in regola non mi conviene stare qua. Allora da questo punto di vista ce la fai, perché se ce la fa la Polonia e se ce la fa l'Ungheria che sono in Europa non riesco a capire perché noi siamo così timidi su queste cose. Grazie caro e Forza Italia fa cadere il governo subito, ti immagini, ci sono troppi ben pensanti anche all'interno del governo. Buongiorno, perché nei podcast non c'è più oltre la pagina? Impossibile, la trasmissione di Pierluigi Pellegrini ha praticamente preso il mio posto. Sammy Varin non è più in onda dalle 13 alle 15, ma faccio la rassegna stampa dalle 13, anzi dalle 12:30 alle 15 c'è Pierluigi Pellegrino oltre la pagina, trasmissione che va in replica la sera, devi ascoltare la sera verso le 22, va in onda la trasmissione oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, ok? E nel podcast sì, è possibile magari che un giorno non appaia per motivazioni tecniche, c'è sempre qualcosa di rotto qui da noi, ma poi riappare. Ancora WhatsApp, è a Vicenza, Veneto, anche qua ragazzi, gomblottisti a go go, guarda che scie chimiche a Vicenza questa mattina. Paura, ma esistono davvero le scie chimiche? Sì, lo scrive anche Wikipedia, non è una palla variniana. Che poi facciano venire la pioggia che è venuta in Spagna è da vedersi, però
però la verità sta nel mezzo e io sono qui per fare informazione e quello che mi spedite io trasmetto. Ciao Sammy, hai mai provato a salire su un aereo senza biglietto? Bisogna adottare le stesse aree nelle stazioni, una zona di libero accesso, una zona dedicata ai gate dove si accede solo dietro controllo, biglietto e scanner, poi l'accesso ai treni solo dai gate dietro esibizione del biglietto e documento di identità. In questo modo ci saranno treni più sicuri e a prova di clandestini. Pronto? Caduta la linea, ne prendiamo un'altra. 02 9294 7222, il più veloce va in linea. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Fulvio dalla provincia di Lecco. Mi riallaccio a quello che aveva detto Marco da Mantova, cioè che ci sono dei poteri, presumibilmente finanziari, che vogliono spingere, diciamo, la gente all'esasperazione perché poi si invochi la dittatura. In realtà tutto questo è già pronto da tantissimi anni e si chiama Trattato di Velsen, di Venezia, Empoli, Livorno, Savona, Empoli, Napoli, Velsen, che prevede una sorta di Gestapo in cui i giudici, la magistratura non possono assolutamente entrare in questo regime militare. Il centro di comando, per intenderci, è alla caserma Chinotto di Vicenza. Andate a vedere su internet e troverete quello che sto detto. Grazie. Molto spesso lo so che ci azzeccate, ma l'incomparabile faccia di bronzo della Morani di ieri sera a Rete 4, che accusa l'incapacità del governo di garantire la sicurezza dell'accoltellato sul posto di lavoro, sono proprio perversi. Pronto? Sì, pronto Sammy? Buongiorno. Ciao Sammy, carissimo, buongiorno anche a te e buona conduzione. Qualche telefonata prima di queste, l'amico laziale diceva appunto, si parlava di ottimismo o pessimismo. Diciamo che c'è un discorso non di pessimismo, come dice lui giustamente, ma di realismo, perché non si può non vedere la realtà e le cose nel senso nelle quali girano. Per quanto riguarda il discorso autodifesa, arti marziali in generale, d'accordissimo sicuramente. Ricordo tanto tempo fa che tu avevi una trasmissione che avevi ospitato un istruttore di judo. Certo. Ecco, io mi ricordo che intervenì anche con lui parlando, ecco, niente questo. Concludo dicendo, la differenza qual è? Come fanno vedere le cronache, se anche una persona ha ragione, premesso che le arti marziali in generale, non per i cretini che si sentono Bruce Lee, dovrebbe essere una filosofia di vita. Ma oggi come oggi, nel caso in cui una persona, pur avendo ragione, reagisce, come anche in metropolitana, i fatti lo fanno vedere, le leggi sono tali che uno ha la peggio. Tu tiri uno schiaffo a uno, le dai una pedata e con tutte le ragioni che puoi avere, la colpa ricade su di te per le leggi bislacche che ci sono. Buona giornata Sammy, grazie. Grazie, buona giornata. 0292947222. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Dario, chiamo dalla provincia di Udine. Prego. Volevo dire che se siamo arrivati al punto da dover fare una legge dove si dice che la Costituzione prevale sui trattati europei, abbiamo perso di più. Vuol dire che quelli che abbiamo al governo, che hanno giurato sulla Costituzione, e la Costituzione non sanno niente. Non c'è scritto da nessuna parte nella Costituzione che l'Italia può cedere sovranità. Non c'è scritto da nessuna parte che l'Italia può cedere sovranità, può solo limitare in casi ben specifici e definiti. Se dobbiamo arrivare a dire una cosa del genere per legge in Costituzione, vuol dire che non conosciamo la Costituzione e che abbiamo già perso. Grazie. Grazie. Ascoltate l'editoriale del nostro direttore Sallusti e tra 3 minuti. A questo punto dovrebbero armare i controllori, perché quelli che camminano con il coltello in mano
non ci mancheranno, frase razzistissima, più Orban per tutti, scrive quest'altro, e poi cominciamo a togliere la tutela legale gratuita per loro, pagata da noi, agli ospiti basta poco. Eh sì, e vedi che ce fanno. C'è un'altra chiamata al volo, l'ultima, la prendiamo, pronto? È caduta e allora sto per andarmene, ma prima e vi ricordo che questa mattina alle 11 ricominciamo la diretta, un'altra ora con Sammy Varin per commentare le notizie del giorno, ma avremo anche un'artista giovanissima con noi, Nancy Elettrico, con la canzone divertentissima Calmare, ma avremo alle 11:30 il Focus Valle d'Aosta e con il capogruppo della Lega in Valle d'Aosta, Andrea Manfrin, commenteremo quella notizia che se non sei di sinistra non puoi entrare in certi appuntamenti pagati dal comune di Aosta e dalla regione Valle d'Aosta. Un po' strana la situazione. Continuate pure a inviare i vostri messaggi al 340 6709 659. Grazie a tutti quelli che lo stanno facendo. Il bello della trasmissione di Sammy Varin è proprio questo, che cerchiamo di commentare in tempo reale ciò che accade, ciò che succede, ma anche le notizie del giorno, quelle che io cerco di trasmettervi ogni mattina tra le 7:30 e le 9:30. Un'occhiata alle agenzie prima di andarmene. L'agenzia ANSA apre con la pubblicità, ormai siamo sempre perennemente invasi dalla pubblicità su tutti i siti. Proseguono le audizioni, l'INPS dalla manovra effetti positivi sulla tenuta delle pensioni. Ullala! Oggi nella sala del Mappamondo di Montecitorio, tra gli altri INPS, Istat, CNEL, Corte dei Conti, Banca d'Italia, ANCI, il viceministro Leo, dal concordato oltre 1,3 miliardi secondo le prime stile, e lo scrive anche il Sole 24 Ore in prima pagina, concordato incassi a 1,3 miliardi e Italia Oggi con riapre il concordato fiscale. Da Sammy Varin per il momento è tutto, torno più tardi.